Dalla lettura della norma risulta infatti evidente quali siano gli obiettivi della stessa: educazione alla parità tra i sessi. In merito si può ricordare l'emanazione nel 2006 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, che mira a promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione basata sul sesso. Prevenzione della violenza di genere. La norma si pone quale doverosa attuazione della legge 119 del 2013, recanti disposizioni, tra l'altro, in materia di contrasto della violenza di genere, e prevede in particolare l'articolo 5,2 lettera C la promozione di un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e la promozione nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curriculum della scuola d'infanzia del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo. A questo punto ritengo opportuno richiamare i punti salienti della nota ministeriale emanata il 15 settembre 2015, che per la sua esaustività e chiarezza è in grado di per sé di dissipare i dubbi e le ansie create nelle famiglie a causa di informazioni non sempre corrette e obiettive. Dice questa circolare ministeriale, questa nota ministeriale: la finalità del suddetto articolo 1,16, non è dunque quella di promuovere pensieri o azioni ispirati a ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di cittadinanza nazionale, europea e internazionale, entro le quali rientrano la promozione dell'autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così come stabilito pure dalla strategia di Lisbona 2000, nell'ambito delle competenze che gli alunni devono acquisire. Fondamentale aspetto riveste l'educazione alla lotta ad ogni tipo di discriminazione e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione. Si ribadisce quindi che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da trasmettere non rientrano in nessun modo né ideologie gender né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo. Deve essere inoltre sottolineato che il personale scolastico a cui è affidato il compito di educare i nostri ragazzi anche su queste delicate tematiche deve essere debitamente formato e aggiornato, così come previsto anche dalla legge 128 del 2013, che all'articolo 16, lettera D, pone all'attenzione delle scuole la necessità di favorire l'aumento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere e al superamento degli stereotipi di genere. Alla luce di tale quadro normativo di riferimento, il MIUR intende supportare e sostenere attivamente i tanti studenti, docenti e dirigenti scolastici impegnati nel difficile lavoro quotidiano, affrontando le problematiche relative a tutte le forme di discriminazione e contrastando ogni forma di violenza e aggressione contro la dignità della persona. In tale ambito, alle scuole spetta il compito, nelle forme e modalità che riterranno più opportune ed efficaci e che individueranno sulla base dell'autonomia didattica e gestionale loro attribuita, di predisporre azioni nel rispetto di linee di indirizzo generale che saranno appositamente divulgate dal MIUR,
Tali linee, che saranno elaborate con il contributo di rappresentanti di associazioni ed esperti riuniti in un apposito tavolo di lavoro che sarà istituito presso il MIUR, saranno utili a monitorare e supportare le scuole nelle azioni previste dal comma 16 dell'articolo 1 della legge 107/2015, anche verificando l'attuazione del piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, esclusivamente per la parte di competenza dell'istruzione. Non può mancarsi di sottolineare il compito fondamentale affidato ai genitori di partecipare e contribuire insieme alla scuola al percorso educativo e formativo dei propri figli, esercitando il diritto-dovere che l'articolo 30 della nostra Costituzione riconosce loro. È proprio su quest'ultimo punto della circolare ministeriale che vorrei richiamare l'attenzione di voi genitori. Come già precisato nella mia lettera di saluto per l'inizio del nuovo anno scolastico, la legge 107/2015 ribadisce il ruolo fondamentale delle famiglie e degli studenti nella definizione delle scelte educative della scuola. A fondamento di ciò sta la convinzione che la complicità e l'alleanza tra scuola e famiglia è garanzia per l'efficacia del risultato, anche nell'ottica di offrire una coerente e solida formazione etica e valoriale. È per tale ragione che l'apporto collaborativo delle famiglie e degli studenti si realizza già a partire dall'elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, che rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche. Ciò vuol dire che tutte le scelte, in particolare quelle educative, non possono prescindere dal consenso partecipato dei genitori e degli studenti, diretti fruitori del servizio scolastico. In questo i dirigenti scolastici e i docenti hanno un ruolo fondamentale, consistente nella capacità di saper intercettare e tradurre in azioni e progetti educativi e formativi le istanze e le aspettative delle famiglie al fine di rinsaldare con esse il rapporto di fiducia. Va inoltre specificato, per completezza di informazione, come già ribadito dal MIUR con la nota del 6 luglio 2015, che i progetti relativi a qualsiasi tematica possono essere realizzati in orario curricolare, sia nell'ambito del curriculum obbligatorio, sia nell'ambito della quota parte facoltativa, ma pur sempre previsti dal piano dell'offerta formativa. La partecipazione a tutte le attività extracurricolari, anch'esse inserite nel cosiddetto POF, è per sua natura facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minori o degli stessi se maggiorenni, che in caso di non accettazione possono astenersi dalla frequenza. Ancora, conclude la dottoressa Barbara Sardella, non va trascurato il ruolo importante che assume il patto di corresponsabilità educativa sottoscritto con le famiglie. Esso deve essere espressione di una scelta condivisa con i genitori dei progetti e dei valori su cui la scuola intende improntare l'azione educativa, facendo sì che la stessa famiglia si impegni non solo a rispettare, sottoscrivendo il patto, le scelte della scuola, ma anche a supportarla coerentemente al di fuori dell'ambiente scolastico, assumendo l'impegno di non tenere comportamenti contrastanti o in conflitto con quelli che essa stessa ha accettato con la sottoscrizione. Infine, si intende rassicurare le famiglie anche sul compito riconosciuto all'ufficio scolastico regionale di vigilare sul rispetto delle norme generali e sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, compito a cui questo ufficio non verrà meno. Questa è l'opinione, l'intervento della dottoressa Barbara Sardella, provveditore agli studi di Treviso. A questo punto
A questo punto io continuerei dando la parola al teologo professor Cristian Albini, che è venuto fin qui da noi dalla diocesi di Crema. Prego, professore. Grazie, buonasera. Io tengo a precisare una cosa, che oltre a essere un battezzato che cerca di praticare la riflessione teologica, sono anche un marito e papà di 3 figli in età scolare, una alla scuola dell'infanzia, uno alla scuola elementare, uno alla scuola media. E quando finisco qui rientro subito a Crema, arriverò nel cuore della notte, perché domani mattina sono alla sveglia, bisogna accompagnare i bambini a scuola e sia io che mia moglie lavoriamo in 2. Questo per dire che quando si parla di figli, di famiglia, non è una cosa che conosco per sentito dire, è una cosa che prendo abbastanza sul serio, diciamo. Anche perché vedo che quando si parla di gender, dalle mie parti un po' meno, qui in Veneto a quanto pare un po' di più, però sembra entrare subito in una specie di gioco di schieramenti dove si è un pro e contro, in una guerra in atto. Devo dire che ho percepito anche un certo clima di tensione di cui mi dispiace, credo proprio che non ce ne sia motivo. Allora, però da cosa dipende questo? Permettetemi, a volte io uso un po' l'ironia perché l'ironia è un modo di alleggerire le cose, ma anche un modo di lanciare dei messaggi. Allora mi consentirete di iniziare in un modo un po' ironico. Quando io ero notevolmente più giovane, c'era un film di Mel Gibson, Braveheart. Nel film Braveheart si vede Mel Gibson insieme a un'altra schiera di uomini scozzesi impegnati in scene di battaglia con i loro abiti che da un certo punto di vista noi definiremo delle gonne. Se poi uno scozzese mi sentisse mi darebbe una carcata di botte. Allora, perché questa? Allora anche Braveheart era un film sul gender, dunque io uso un po' l'ironia per arrivare a centrare il punto di quello che è la questione di cui si parla quando si parla di gender, cioè le rappresentazioni dell'uomo e della donna. Certo, è difficile usare l'ironia, ho sentito che anche qualcuno si è un po' indispettito di fronte a questo mio esempio, anche se ho detto che si sarebbe trattato di ironia, perché c'è una rappresentazione secondo cui tutto ciò che ha a che fare con il gender, e ogni volta che si usa la parola gender entra in gioco un disegno, una ideologia che vuole distruggere la famiglia fondata sul matrimonio e addirittura manipolare i nostri figli nelle scuole, condizionando la loro evoluzione psicosessuale per farli diventare chissà che cosa. E questa rappresentazione attraverso messaggi WhatsApp, Facebook, è una rappresentazione che in molti genitori suscita paura. Io devo dire, certo, se le cose vengono presentate in questo modo, guarda che il gender è quella cosa che vuol far convincere i tuoi figli a diventare gay o lesbiche dall'asilo, certo che è una cosa che può destare un po' di preoccupazione.